Ancora sangue sulle strade della Marca da un'auto sul passante a Preganziol, scontro tra 5 auto, 5 feriti, 2 sono gravi. Record di incidenti sulle strade trevigiane, il comandante della polizia locale di Treviso: rileviamo anche 10 sinistri al giorno, pugno duro contro chi guida in stato di ebbrezza. 230.000 persone, assalto al centro di Treviso nell'ultimo fine settimana prima di Natale, buoni gli affari nei negozi e mercatini, code e parcheggi strapieni nelle ore di maggior afflusso. Carenza di personale nei municipi trevigiani, l'associazione dei comuni ha diffuso un questionario e la risposta è unanime: i concorsi vanno deserti, nessuno vuole più lavorare nell'ente pubblico. Si è insediato oggi il nuovo parroco del Duomo di Treviso, Don Mario Salviato, parrocchia in festa nella quarta domenica d'Avvento. Inaugurata oggi alle Case Piavone di Treviso la mostra di presepi popolari L'Incanto del Natale, una rassegna di rappresentazioni della Natività realizzata dal gruppo folcloristico trevigiano. Straordinaria, Imoco vince 3-7-1 contro la Turchia di Paola Egonu e riconquista il titolo, al 17° trofeo in 10 anni di storia, e le Pantere bissano lo storico successo del 2019. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ancora una giornata segnata dagli incidenti stradali sulle strade della Marca. A San Zenone degli Ezzelini un 53enne ciclista è stato travolto mentre nella notte lungo il passante di Mestre, scontro tra 2 auto all'altezza di Preganziol, 5 persone ferite. La prefettura ha disposto controlli straordinari sulle strade durante queste festività natalizie per arginare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e droga. Non accenna a fermarsi la scia di sangue sulle strade della Marca. Alle 9 di questa mattina si è levato in volo l'elicottero del SUEM per soccorrere un 53enne travolto da un'auto a San Zenone degli Ezzelini. L'uomo in sella alla sua bicicletta è stato falciato da un'automobile. Portato d'urgenza a Treviso e ricoverato in gravissime condizioni. Nella notte, lungo il passante, 2 auto si sono scontrate all'altezza del cavalcavia di Preganziolo in direzione Trieste. Un impatto violentissimo tra un Audi e una Porsche. I 5 occupanti delle 2 vetture sono stati tutti portati all'ospedale. 2 sono in gravi condizioni. Non ce l'ha fatta invece Giovanni Miotto, pensionato alpino di Vidor, travolto mentre stava andando al mercato in bicicletta la mattina del 9 novembre. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vidor. Le forze dell'ordine hanno predisposto per i mesi di novembre e dicembre un potenziamento dei controlli nelle strade della Marca. Conferma il comandante della polizia stradale di Treviso, Simone Morello, l'aumento esponenziale di incidenti sulle strade, diversi causati da guida in stato di ebbrezza, una patente ritirata sotto l'effetto di alcol e droga ogni 5 fermate. È questo il bilancio dell'ultimo weekend che ha spinto la prefettura di Treviso a predisporre un servizio coordinato tra stradale, carabinieri e polizia locale, soprattutto durante le festività natalizie. Stiamo registrando un aumento quasi del 40% dell'incidentalità stradale. Naturalmente si parla anche di incidenti a volte senza feriti, però questo implica l'incidente stradale soprattutto in strade molto importanti, il blocco del traffico, il rallentamento comunque delle attività normali. Quindi non si tratta solo di quelle 70 vittime, purtroppo un dato molto molto grave e preoccupante, ma una sequela continua di incidenti. Arriviamo a volte durante la giornata a registrare addirittura 4-5 incidenti la mattina e altrettanti nel pomeriggio. Naturalmente l'attenzione è molto alta anche per quanto riguarda i controlli stradali serali. Positivo all'alcol test è stato trovato il 30enne che ha tamponato l'auto di Livio Babetto, facendola finire in un fossato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarà travolto e ucciso poco dopo da un'altra auto. Per ora il 30enne è denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso, ma la procura potrà valutare se imputare a lui anche l'omicidio stradale in concorso con la ragazza 25enne veneziana che con la sua auto lo ha travolto lungo la Noalese. 140.000 persone oggi, 90.000 ieri, assalto al centro di Treviso nell'ultimo fine settimana prima di Natale, buoni gli affari nei negozi e mercatini, code e parcheggi strapieni nelle ore di maggior afflusso, e gli autisti della MOM scrivono a Babbo Natale per chiedere una revisione delle corse dei bus il sabato e nei giorni festivi al fine di garantire maggiore sicurezza per i tanti pedoni. Dato che è anche una bella giornata, siamo usciti per vedere, insomma, di prendere gli ultimi regali.
per augurare un buon Natale con un piccolo pensiero, però le cose fatte a mano sono sempre un po' più belle secondo me, e questo è il posto giusto. Ultima domenica prima di Natale, una bella giornata di sole ed è assalto al centro di Treviso per l'acquisto dei regali, ma anche per una semplice passeggiata tra mercatini, negozi aperti, decorazioni e luminarie. La polizia locale stima circa 140.000 presenze nella giornata di oggi, 90.000 ieri, dalla città e dalla provincia, ma anche numerosi turisti da fuori regione e dall'estero, come questa signora dal Brasile. Maravilhosa, sou appassionata, muito linda, acolhedora, povo simpático, muito bom. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Una città che dimostra sempre più di essere attrattiva per un grande pubblico. Naturalmente essere attrattivi per un grande pubblico significa anche dare una boccata d'ossigeno ai nostri commercianti e ai nostri artigiani che hanno possibilità di far vedere e di vendere i loro prodotti. Molto buona l'affluenza nei negozi e tra le bancarelle. Le attese sono buone e i dati di chiusura di quest'anno altrettanto. Hanno preso qualcosa per fare proprio di regalini, di pensierini, dopo sono tutte cose fatte a mano, no, veramente bene. Treviso ha retto all'assalto prenatalizio, anche se nelle fasce orarie di maggior afflusso al mattino e al pomeriggio la viabilità ha subito rallentamenti con code e parcheggi strapieni. Davvero grande soddisfazione, chiedo un po' di pazienza per coloro che fanno un po' fatica a trovare parcheggi e li invito a seguire le indicazioni che li accompagnano in tutti quei parcheggi scambiatori che abbiamo allestito nella primissima periferia della città, che consente di parcheggiare e di raggiungere il centro storico davvero con pochi minuti a piedi. Grande affluenza che ha spinto gli autisti della MOMA a scrivere una lettera a Babbo Natale, recapitata alla società di trasporti e al sindaco, affinché venga rivista la viabilità per i bus in centro storico il sabato ed i festivi, per salvaguardare i pedoni. Questa presenza importante di pedoni rende complicato il lavoro degli autisti e del passaggio dei mezzi pubblici, quindi affronteremo questo tema come abbiamo sempre fatto, con grande responsabilità e con grande sinergia col presidente Colladon, che da sempre si è dimostrato collaborativo, e sapremo trovare le giuste soluzioni per garantire il servizio ai nostri cittadini e allo stesso tempo garantire la sicurezza sia per i pedoni che per gli autisti. Alberghi pieni all'80% nonostante i rincari del 20%, sono i dati degli albergatori trevigiani per queste festività natalizie. Le 2 settimane dal 26 all'8 circa siamo quasi tutti al completo, quindi le figure chiave sono veramente il reparto ai piani, la parte del servizio colazioni e perché no la reception, perché alla reception viene chiesto veramente di fare alle volte il doppio lavoro, se non triplo. Alberghi occupati all'80% con un ritocco ai listini del 20%. Sono i dati degli albergatori trevigiani che con soddisfazione salutano la stagione invernale, nonostante buona parte dei ricavi portati a casa nei mesi estivi stia servendo per pagare i costi di luce e gas con l'ultima impennata post pandemia. Quest'estate sono andati a mangiare il risparmio dei 2 mesi precedenti, quindi possiamo dire che luglio è servito per coprire i costi delle bollette del mese di giugno, per esempio. Quindi stiamo parlando di rincari circa del 30-40%. Adesso il prezzo al pubblico più o meno deve essere, secondo me è stato ritoccato minimo un 20%, nei casi peggiori anche di un 40%. Aumenti che, se accompagnati però da un'offerta ancora di qualità, conferma la vicepresidente Giulia Casagrande, sono accettati di buon grado dai clienti. Anche perché i prezzi a livello mondiale sono generalmente più alti di quelli che vengono applicati qui da noi. Buoni dati anche per la provincia, a trainare territorio, enogastronomia con il Prosecco e più in generale il brand Colline UNESCO. L'UNESCO è stato un volano incredibile, quindi veramente una cosa che ha dato la spinta definitiva proprio al turismo come leva di sviluppo economico. Controllo di vicinato antibulli, questa è l'idea di un gruppo di genitori che si è ritrovato qualche sera fa all'oratorio di Maserada. I nostri figli vanno protetti, dicono. Abbiamo deciso di fare un gruppo di vigilanza. A gennaio facciamo una riunione e poi andremo dalla polizia municipale a chiedere se possono darci una mano
dandoci un referente. Il meccanismo è quello consolidato dei controlli di vicinato, solitamente utilizzati per la prevenzione di furti e rapine. Stavolta però l'obiettivo è estenderli al fenomeno del bullismo. Questa è l'iniziativa decisa a tavolino dai genitori che si sono ritrovati all'oratorio di Maserada su invito della mamma di Breda che poche settimane fa ai nostri microfoni aveva raccontato la storia del figlio, bersagliato dai bulli del paese, denunciati poi per istigazione al suicidio. Una quindicina fra mamma e papà provenienti da diversi comuni hanno portato la loro esperienza, fatta di prevaricazioni quotidiane, insulti pesanti, bici rubate. Ora però l'intenzione è quella di squarciare il velo su un fenomeno che si nutre di silenzio e che riguarda sempre di più i giovanissimi. Abbiamo scritto anche a Mom, mettendoli in guardia per quello che succede sull'autobus, ma niente risposta, quindi faremo un'altra lettera anche là. Una lettera con lo stesso esito, racconta sempre la donna, è stata inviata all'ufficio scolastico provinciale, ma non c'è nessuna intenzione di demordere. Carenza di personale nei municipi trevigiani, l'Associazione dei Comuni della Marca ha diffuso un questionario e la risposta è unanime: i concorsi vanno deserti, nessuno vuole più lavorare nell'ente pubblico. Necessità di personale, soprattutto per quanto riguarda anche le posizioni organizzative e quindi i ruoli un po' più apicali, ecco, e non si trova nessuno. Abbiamo bisogno disperato di personale e nessuno che venga a lavorare in comune. 2 giorni fa dai nostri microfoni l'allarme dei sindaci della Castellana sulla carenza di personale nei municipi, una situazione identica a quella che si sta vivendo in tutti i comuni della provincia di Treviso. Lo conferma Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano e presidente del centro studi dei comuni della Marca trevigiana. Proprio il centro studi amministrativi dell'associazione ha distribuito un questionario a tutti i primi cittadini. E l'esito non cambia: concorsi pubblici deserti o quasi, difficoltà di turnover, carenza di profili, il posto fisso non attira più e le palestre affollate in occasione dei concorsi per gli aspiranti dipendenti pubblici ormai sono un ricordo. È vero che andrebbe rivisto anche il contratto nazionale, cosa che è stata fatta comunque nei giorni scorsi, quindi magari adesso avremo una nuova ondata, ecco. Però c'è anche chi arriva e pensa che sia facilissimo superare il concorso e magari arriva impreparato e quindi poi la commissione di fatto non lo fa passare. Nicola Atalmi è stato rieletto segretario generale dei lavoratori della comunicazione. Tra le aziende seguite dal sindacato ci sono anche quelle legate al settore degli imballaggi e della carta, ma nonostante i rincari molte aziende hanno aiutato i lavoratori. Sentiamo. La cosa che noi abbiamo notato è stata questa, diciamo così, che malgrado siano aziende, un settore energivoro e quindi con grossi costi di produzione di energia, e di questi anni purtroppo per la guerra la situazione è drammatica, malgrado questo queste aziende reggono, crescono, hanno buoni ordinativi, stanno continuando a lavorare molto. Ovviamente temiamo in futuro una frenata che è determinata dai consumi finali, cioè se il consumatore non compra più è chiaro che non vendi neanche gli imballaggi. Però l'aspetto positivo che io registro è che siccome purtroppo i salari delle lavoratrici e dei lavoratori sono bastonati da un 10-12% di inflazione, quindi i salari delle lavoratrici e dei lavoratori sentono ogni volta che vanno a fare la spesa, che fanno la benzina o il mutuo, chi ha un mutuo a tasso variabile, si accorgono, no? E quindi il potere d'acquisto dei salari è diminuito molto. E per questo devo dire che noi da molte aziende abbiamo registrato una disponibilità ad approfittare di questo meccanismo dei fringe benefit che durante la pandemia erano stati aumentati, raddoppiati, addirittura questo governo a fine dell'anno li ha aumentati addirittura all'eccesso, diciamo così. E però devo dire che noi registriamo da parte di alcuni imprenditori, di alcune imprese del nostro settore, nel nostro territorio, che puoi chiamare imprenditori seri, che hanno messo mano al portafoglio, aziende sia di grandi gruppi che di aziende più, diciamo così, locali, che hanno utilizzato questa possibilità di fringe benefit, che magari ha significato 300, 400, 500 euro in più a fine anno, che per le famiglie vuol dire poter pagare le bollette, vuol dire poter fare il carrello della spesa, poter non avere ansia a fine mese. Torniamo ora in centro a Treviso. Si è insediato oggi il nuovo parroco del Duomo, Don Mario Salviato.
Quarta domenica d'Avvento, doppia festa in Duomo a Treviso per il rito d'ingresso del nuovo parroco Don Mario Salviato e l'accoglienza del vicario parrocchiale Don Paolo Slompo. 2 incarichi importanti per i 2 sacerdoti ai quali il vescovo Tomasi ha affidato la guida di una parte del suo gregge. Gioia ed emozione per Don Mario, che si rivolge alle sue 2 nuove comunità parrocchiali, quella di San Pietro Apostolo nella cattedrale e di San Martino Vescovo in Treviso. Io credo che il grande passo che dobbiamo fare è quello di un dialogo con la città, tra Chiesa, tra comunità cristiana e città, da tenere sempre vivo e desto, perché c'è un reciproco sostegno, un reciproco anche servizio che possiamo dare esattamente a tutti, in particolare per coloro che esprimono necessità, bisogno, attenzione, ascolto. E allora credo che sia questo un po' il grande passo da compiere oggi. Un momento senza dubbio difficile, quello che stiamo vivendo per tante persone e che porta il nuovo parroco a tendere la mano a tutti coloro che ne hanno bisogno. A volte c'è stanchezza, c'è rassegnazione, c'è poca fiducia. Io credo che dobbiamo avere in realtà invece dare animo, dare speranza, invitare, incoraggiare e sentire che c'è una disponibilità da parte nostra di molte persone proprio per offrire questo servizio e questo aiuto. La solitudine e l'isolamento che emergono anche dalle richieste di aiuto che arrivano ai padri del convento di San Francesco a Treviso, dove arrivano sempre più spesso persone bisognose di essere ascoltate. Noi incontriamo molta gente sola, cioè, è aumentato il senso di solitudine, il senso della paura che ha preso anche molte persone che non vengono anche a volte in più in chiesa. Anche quando non si trasforma in disagio psichico, la solitudine delle persone è uno degli aspetti che emergono con forza anche dalle richieste di aiuto e di ascolto ai frati del convento di San Francesco, uno dei principali punti di riferimento per i credenti in città. Ne ha parlato padre Svanera a margine della presentazione dei lavori di riqualificazione della chiesa. Solitudine ed isolamento, un male dello spirito che preoccupa tanto se non di più dei problemi materiali. Insieme alle questioni legate al lavoro, legate agli aspetti economici, alle povertà, c'è una povertà proprio legata alla dimensione spirituale, legata alla dimensione delle relazioni che noi constatiamo in una città, ma anche penso in un contesto che soffre di una mancanza di qualcuno che ti guardi con un sorriso, con una dimensione, con una mano tesa. E la pandemia ha peggiorato la situazione. Questo senso di solitudine che abbiamo in cuore che un po' ci chiude, ecco, ci rende più freddi, ci rende più fragili, ci rende più incapaci veramente anche di costruire con fiducia delle relazioni. Si è sempre detto la pandemia ci renderà tutti più buoni, è la sensazione che proprio non sia del tutto vero questo, ecco. È morto nella tarda serata di ieri il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino, aveva 89 anni. Il cardinale era originario di Salgareda, provincia e diocesi di Treviso, dove era nato nel 1933, ultimo di 11 figli. Qui ha vissuto fino a 19 anni, quando la famiglia si trasferì in Piemonte. Il vescovo Michele Tomasi esprime il proprio cordoglio e quello della diocesi. Cambiamo argomento, ora verrà distribuito in tutte le scuole elementari di Treviso il libro illustrato per sensibilizzare i più piccini sul tema della sordità. Le sue piccole orecchie non funzionano, non sente i suoni del mondo intorno a lei, nemmeno le parole, non sente la voce della mamma, del papà, dei bambini, però dentro la sua testa sente una dolce musica leggera. Quando decide di ascoltarla chiude gli occhi e si sente avvolta dentro da una meravigliosa bolla. Queste alcune righe del libro Il cerchietto magico che porta il lettore nel mondo della piccola Stellina, la protagonista del racconto illustrato sulla sordità infantile. Una storia vera che porta a emozioni forti come sofferenza, emarginazione e solitudine, sentimenti che emergono dalla storia e che riga dopo riga si trasformano in amicizia, solidarietà, speranza. Un messaggio che il libro intende veicolare ai bambini delle scuole elementari di Treviso, ai quali verrà distribuito. È giusto, io dico sempre,
liberare la disabilità e la scuola è il luogo più adatto per cominciare a fare sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di avvicinare i bambini al mondo della sordità, facendo capire loro il rispetto degli altri. Essere amici di bambini sordi può essere un'esperienza che può dare un valore aggiunto alla loro vita e capire che poi spesso e volentieri i bambini sordi, a causa della loro sordità, hanno come compensazione qualcosa in più. Ma c'è un altro aspetto che questo racconto intende portare all'attenzione. Gli apparecchi devono essere dati ad hoc, perché spesso e volentieri le famiglie che non hanno soldi abbastanza per comprare apparecchi ad hoc per i loro bambini sordi che hanno sordità gravi, si trovano ad avere apparecchi standard e quindi non hanno ancora una volta una soluzione al loro problema. E questo libro, in maniera delicata e divertente, fa capire anche questo, che un apparecchio giusto fa cambiare la vita ai bambini. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Il 51esimo Stormo di Istrana ha ospitato nei giorni scorsi gli studenti della scuola media di Vedelago nell'ambito del progetto Appartenenza. Sentiamo di cosa si tratta. Una visita particolare fuori dagli schemi per 450 alunni della scuola secondaria di primo grado di Vedelago che, accompagnati dai loro insegnanti e dall'amministrazione comunale, hanno avuto la possibilità di relazionarsi con le diverse figure professionali che quotidianamente assolvono alla mission del 51esimo Stormo Caccia di Istrana e dell'aeronautica militare. Per noi è stato un orgoglio poter avere i giovani, il nostro futuro, qui al 50esimo Stormo. Un progetto bellissimo, quello della scuola e comune di Vedelago sull'appartenenza. Nasce dall'idea di progetti che da tempo sono in comune con l'amministrazione, per cui questo progetto Appartenenza ingloba quelli che sono proprio questi progetti. E quindi per dare sia un inizio ma anche un futuro. Questo non sarà un progetto una tantum, ma assieme ad altri progetti continuerà. La collaborazione con i militari del 51esimo Stormo è stata anche l'occasione per affrontare il tema dell'orientamento scolastico, che continuerà anche nel corso della settimana per conoscere la carriera militare, i sacrifici e l'impegno che comporta sin dalle scuole secondarie. Prossimamente andremo presso il comprensorio di Vedelago per spiegare ai ragazzi cosa in particolare l'aeronautica militare può offrire nel loro futuro, e abbiamo bisogno di giovani che siano particolarmente qualificati, di giovani motivati, di giovani che sono... Ieri sera nella chiesa di San Francesco il tradizionale concerto di Natale del coro Stella Alpina, l'ultimo sotto la direzione del maestro Diego Basso. Lo scatto con il sindaco Mario Conte, lo sfondo è quello della chiesa di San Francesco di Treviso, i volti e le voci indimenticabili dello storico coro Stella Alpina di Treviso. 60 anni di storia, migliaia di concerti eseguiti in Italia e all'estero, 18 dischi pubblicati, oltre 200 coristi che hanno prestato la loro voce, la loro passione. L'ultima volta del maestro Diego Basso, che è apparso visibilmente commosso. E vedere che il coro sicuramente arriverà a 73, 83, 93, 103. Questa è la grande bellezza. A portare avanti il lavoro del maestro Basso sarà il maestro Davide Furlan. Lascio un coro e un direttore giovane, spiega Basso, questa è la mia soddisfazione più bella. Poi l'applauso a Luigino Busato, 87 anni per 65, voce del coro. Ha presenziato a tutti i concerti di Natale nella chiesa di San Francesco. Bravi che siete qui a riprendere la tradizione, a tenere alto il nome della coralità trevigiana, che è un orgoglio a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi auguri di buon Natale a tutti, teniamo duro, sarà un anno ancora complicato per altri punti di vista, ma lo affronteremo da comunità. La serata si chiude con un arrivederci immancabile, l'appuntamento del coro Stella Alpina al concerto di Natale per l'Avis la sera di Santo Stefano nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
Ed è stata inaugurata oggi alle Case Piavone di Treviso la mostra di presepi popolari, l'incanto del Natale, una rassegna di rappresentazioni della Natività realizzata dal gruppo folcloristico trevigiano. Siamo qua dai tre orienti, abbiamo visto la gran stella. Il legno, la cartapesta, il cartone e la ceramica, la stoffa, materiali semplici per bellissime rappresentazioni della Natività raccolte ed esposte alle Case Piavone dal gruppo folcloristico trevigiano. L'incanto del Natale vuole proprio portare la meraviglia di queste opere. Sono opere fatte da persone semplici, con materiali molto semplici. Una mostra di presepi popolari per rivivere la magia e l'incanto del Natale. Fino al 22 di gennaio, aperte tutti i fine settimana, quindi vi aspettiamo perché la meraviglia è proprio qua, al Museo Etnografico Provinciale con l'incanto del Natale. La rassegna delle Case Piavone rientra nel circuito Paesi e Presepi, un itinerario tra le più suggestive rappresentazioni della Natività. È uno dei 42, paesi che rappresenteranno in questo Natale attraverso il presepe la loro cultura e la loro storia. Quindi venite a visitare questi presepi. E siamo alla pagina dello sport con il volley, straordinaria impresa per l'Imoco Conegliano che ha vinto il mondiale per club femminile. La Prosecco Doc bis allo storico successo del 2019 conquista il suo 18° trofeo in poco più di 10 anni di storia. Toglie il titolo irridato ad Istanbul di Giovanni Dividetti e di Paola Egonu. Le Pantere vendicano così la finale persa nel 2021 battendo per 3-1 le campionesse del mondo in carica con i parziali di mette a segno 27 punti in partita, mentre Bella per Conegliano ne mette a terra 34 regalando all'Imoco un titolo più che meritato. L'Italia e Conegliano festeggiano il loro ennesimo trionfo campioni del mondo. Ed ora nuovo appuntamento con le nostre teche e i telegiornali storici di Antenna 3. Questa sera torniamo al dicembre del 1987, quando Treviso si preparava al Natale e di sabato per arrivare ai negozi il traffico era intenso, mancavano i parcheggi, ma soprattutto, come vedrete dalle immagini, la città era ancora sul put a doppio senso di marcia. Vediamo quindi i problemi di allora nel servizio firmato da Alberto Reggiani. Durante le vacanze di Natale, lo dice la storia dai Re Magi, ad oggi tutti dovremmo essere più buoni. Spesso capita, ma su certi argomenti davvero molti non riescono a non perdere la pazienza. Uno dei tanti a Treviso di questi giorni è la viabilità, a detta di molti difficile in condizioni normali, addirittura caotica durante le festività, quando migliaia di persone si riversano nel centro storico per le tradizionali compere. Dell'argomento, potremmo chiamarlo asfalto selvaggio, abbiamo parlato oggi con l'assessore di reparto del comune Armando Alfieri. Per questi giorni, ci ha detto Alfieri, stiamo facendo il possibile. La polizia urbana, che al di là dell'avvertenza in corso fa egregiamente il proprio lavoro, sarà mobilitata per segnalare alla gente i percorsi migliori e per evitare gli abusi in tema di parcheggio. Dovrebbe essere anche pronto per le feste quello nuovo del GIL. Nel contingente faremo del nostro meglio, forti anche dell'esperienza del passato, ma l'argomento è molto più ampio e non può essere ristretto ai soli giorni di particolare crisi. Appunto, allora allarghiamo l'orizzonte ai problemi più generali. Sono dei lavori della tangenziale che devono essere completati dall'ANAS e che noi continuamente cerchiamo di rendere quanto più possibili e di finire presto questi lavori, ma non ne vediamo ancora, a dire il vero, alla fine. E questi problemi certamente porterebbero un sollievo alla città di Treviso. Poi c'è la questione dei parcheggi. La questione dei parcheggi molto dipende anche da questa grande viabilità, quindi la tangenziale sud, la tangenziale est, il cui progetto è commissionato, come lei sa, all'ingegner Scardellato, che segue di pari passo evidentemente la variante al piano regolatore.
Nel progetto di variante al piano regolatore generale della città, l'amministrazione ha anche chiesto al redattore e architetto Di Benedetto un piano per una nuova circonvallazione. Con i prossimi bilanci si cercherà di attuare questa viabilità per stralci. Evidentemente l'attuale circonvallazione, per esempio, di Treviso non è più adeguata a quella che è, e quindi bisognerà cercare, attraverso questo studio che il progettista del piano regolatore ci darà e ci sta dando perché lo stiamo esaminando, di vedere per esempio una nuova circonvallazione. Ecco, questo certamente favorirà, si partirà da questo per poi andare verso la periferia. Il primo stralcio di questa nuova circonvallazione, auspica Alfieri, potrebbe essere pronto tra 1 o 2 anni e così si potrebbe anche dar respiro al problema parcheggi con l'individuazione di aree mirate. Le buone intenzioni ci sono, ora andranno fatte seguire dai fatti. Nella contingenza natalizia una preghiera a tutti, se non è proprio indispensabile, l'auto potrebbe essere lasciata fuori le mura. In fondo Treviso non è una metropoli. Questo dunque nel dicembre del 1987. Siamo in chiusura di questa nostra edizione trevigiana dei telegiornali. Come sempre spazio ai vostri presepi con la nostra rubrica. Questa sera vedremo insieme le natività realizzate da Arianna D'Adalt di Motta di Livenza, Fabio Camerin di Ormelle, dalle famiglie Tosato e Zanato di San Bugè, da Luciano Danieli di Villorba, da Mariangela Moreton di Feltre e da Nicola e Giulio di Biadene. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci, il meteo. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al meteo. Settimana di Natale al via con l'alta pressione. Il tempo dunque risulterà prevalentemente stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto lunedì 19 dicembre ci attende una giornata asciutta. Sulle zone pianeggianti e nelle vallate alpine presenza di alcune nebbie durante le ore più fredde. In diradamento già dalla mattinata. Cielo più sereno nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime invece comprese tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo qualche velatura estesa, ma prevarrà comunque il sole. Farà freddo con gelate notturne in pianura. Temperature minime tra -1 e 1 grado, massime invece sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento, quindi poche novità, cielo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -2-0 gradi, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Società Agricola Torresano. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.